Buongiorno a tutti, oggi siamo a Verona ed esattamente vicino a Forte Santa Caterina, che era il mio obiettivo, ovvero volevo andare a vedere questo forte della prima guerra mondiale, se non che guardando sulla piantina di Google Maps sono rimasto un po' incuriosito dal fatto che il forte è all'interno di quella che sembra essere una caserma. E la caserma è quella dove siamo entrati adesso, la porta era aperta. Io sto cercando se qualcuno mi dà delle informazioni, ovviamente, perché non ho intenzione di fare altro se non fare un video. A me questa sembra tanto una caserma, dalla visione aerea sembra proprio una caserma, la visione è quella. Però ripeto, purtroppo non ho trovato nessuno al suo interno e sto cercando di capire se qualcuno può darmi un'informazione, qualcosa, anche chiedere tanto se si può entrare fermo restando che la porta era aperta, è sicuramente in gestione al comune, ma la cosa più importante che vorrei sapere è cos'è questa struttura. Siamo entrati da lì noi, dall'ingresso principale. E onestamente non so cosa pensare. Qui ci sono sacchi di terra. Ho sentito un rumore, non so se ci sia qualcuno che lavora, ma se c'è sarei ben felice di chiedere informazioni. Qui vediamo parecchi edifici. Purtroppo, ripeto, all'ingresso non c'era scritto nulla, però proprio anche la dislocazione, vedete, di questi edifici e il fatto che vengano utilizzati sembrerebbe dal comune. Ecco qui c'è qualcuno, adesso chiederò informazioni. Allora spegniamo e poi ci riaggiorniamo più tardi. Non ho voluto filmare le persone che lavoravano qui, sono dei dipendenti. Mi hanno detto che questa è un'ex caserma, che qui dietro c'è il forte ma non è accessibile da qui. Mi hanno inoltre detto che questa caserma, questa gigantesca caserma, perché è veramente gigantesca, verrà, stanno facendo uno studio per trasformarla in appartamenti, quindi probabilmente vorranno demolire tutto. E niente, io sono in questa caserma e non si sa il nome, non si sa nulla, neanche chi lavora sa nulla, quindi pensate voi in che stati siamo. Cioè questa è una caserma, chi lo sa. Io spero che qualcuno di voi la conosca. Magari nella descrizione del video metterò il nome della via sulla quale si trova, così magari qualcuno di voi, non dico può fare delle ricerche, perché io ho una lista di tutte le caserme italiane e una di tutte le caserme friulane, e entrambe le liste sono incomplete perché ho trovato varie volte caserme non segnate su queste liste, quindi pensate voi, non c'è affidabilità neanche qui. Però il mio problema appunto è che quando trovo una caserma che non è segnata da nessuna parte, non è che arrivi in una caserma e c'è scritto caserma Marco Polo, no, tu arrivi in una caserma e non sai cos'è, non lo sai, e se neanche chi ci lavora dentro sa come si chiama, perché comunque alla fine a un operaio, siamo onesti, che si chiami Marco Polo o che si chiami Marco Caco, non è che gli importa tanto sapere, lui deve venire qui a lavorare, per carità. Però vi dico, non si sa che caserma sia questa, è un mistero. Comunque mi hanno detto che qui dietro per il forte dovrebbero esserci delle aperture, dovrebbe essere possibile accedere, che è molto bello il forte verrà recuperato. Il problema di Verona, di qui, è che qui a Verona
tutti i forti, gliel'ho anche detto, sono blindati e loro mi hanno confermato non c'è nulla al suo interno. Hanno detto avrebbe più senso chiudere qui che è comunale e lasciare aperto il forte, e invece qui è aperto, entri e se non trovi due operai che lavorano, boh, me la giro tutta, a parte che me la sto girando tutta, anche se insomma non è che ci sia chissà che cosa interessante, però ripeto, io sono qua e non so neanche come si chiama la caserma, non so nulla. E gli edifici non è che mi danno delle indicazioni, delle intuizioni. No, non capisco, non lo so. Io adesso mi avvio all'uscita, quando esco c'è qualcuno lì fuori, chiederò informazioni. Se neanche questo mi darà informazioni, non lo so. Non lo so perché cioè, a chi chiedo informazioni su una caserma abbandonata? Cioè, su Google Maps non è neanche indicata, non è indicata in nessun modo. Infatti io l'ho trovata per sbaglio, perché ormai dopo tutta l'esperienza che ho accumulato, insomma, da una visione aerea di Google Maps capisco se c'è una caserma oppure se non c'è. Mi sono sbagliato una volta sola, però ripeto, qui è un mistero, non si sa cosa sia questo luogo, non si sa cosa sia. Vediamo se c'è un cartello, se c'è qualcosa. Vietato l'ingresso. Io sono entrato, ho chiesto informazioni e sono uscito, però ripeto, nessuno sa dirmi niente. Adesso chiederò a questi che stanno uscendo se sono così gentili da fermarsi. Io vi saluto e vi auguro buona giornata.